Vabbè. Che ci vuoi fare? Riprendiamo al lavoro! Tu sei, ma se stavo insegnando l'abba con le formicole! Sempre così dicono, aiuto! Aiuto! Aspetta, qua! Uno, e due, e tre! Pensa! Basta Ciliegia, ma cosa sta facendo? E ne alzi, fa ecco qua. Vieni che ti fa, guarda, c'è faccio la classe. Sono venuto a chiedere un pezzo di legno perché mi devo fare un burattino che sappia cantare, ballare e tirare i rigori. Lei mi offende! Lei mi chiama per i capelli perché so che io non ho i capelli, Oh, ma te la crede? Che io ho i capelli e ti becco a te che tu non hai i capelli e ti dico per i capelli a te! Lei mi offre le birrette e sa che io sono celiaco! Ma insomma, nostra Ciliegia, questo pezzo di legno me lo dà o non me lo dà? Un pezzo di legno? Un pezzo di legno? Aspetta, un pezzo di legno! Guarda! Questo pezzo di legno te lo regalo a te! Grazie vostra Ciliegia! Grazie! Adesso vado al lavoro, grazie! Grazie! Vostra Ciliegia, va bene, lavoro! Arrivederci, buon lavoro! Buon lavoro! Ma questo pezzo di legno ha parlato! Ma che bello! Adesso mando questo burattino a scuola perché parla! Lo faccio studiare e così guadagno un sacco di soldi e io non faccio niente! Adesso ordiniamo subito un bell'abbecedario su Amazon! E no! E chi è? E che è primo Amazon! Come? Primo Amazon! E come avete fatto? Non l'ha fatto manco ordine! E non la sai che comprai, ma adesso leggiamo il pensiero! Ah, bene, bene! Ah, io entra che non ce n'è di porta! Tocco! Ecco qua! Ah, che bello! E quanto costa? La tua giacca! La giacca! E ascolta, per un paio di mutande cosa esce? Un bacio! Ah, che schifo! Per piacere! Ci tenga la mia giacca! Ecco qua!
Ah, pure adesso ho capito perché vi chiamate Amazon. Ascolti bello bene, si copra che fa freddo! Vai, non la mala, vai. Ascolta Pinocchio. Dimmi va! Allora, io ti ho scritto alle commerciali, quindi vai, fai favore che sta finendo il quadrimestre, vai a scuola e non rompere l'anima, vai! Io non vado né alle commerciali e neanche allo scientifico! A scuola non ci vado! Ma come ti permetti? Manconato, sei già un impiccamappo! Vai, va piacere, a scuola, vai! Non ci voglio andare a scuola! Il arrosto! Ma no, ma cosa arrosto? Che me la è di legno, me lo bruciate! Ma cosa in arrosto? Volevo dire in arresto! E l'arresto cardiaco! Ma no, in arresto! E come? Così! Ma no, si sono arrestate da sole! E allora vuol dire che io sono libero! Oh, mica sto fuggendo! Ma che questa volta non abbiamo preso nessuno! Non riusciamo mai a prendere nessuno! Ci volete dare mano? Allora, fermi tutti! Dammi i soldi! E tu cosa ci fai a casa? Vai immediatamente a scuola! Non ci fai nulla! Io a scuola non ci voglio andare! Me ne voglio andare in giro per l'Europa per le Oh, ma cosa dici? Tu devi andare immediatamente a scuola! Oh, Pinocchio! Se pensi così, finisci in prigione o in ospedale! Oh, vindaccio! Ok, perché a scuola non ci vado e non ci vado! Però forse non ci aveva tutti i torti questo grillo parlando, no? Eppure Babbo ci aveva ragione! Sapete cosa faccio? Io a scuola ci vado! Ehi voi, avete visto Birichetta? Lo so, sono i tamburi, a braccio di Candaleri! Ma no, forse è il teatro dei burattini! Stavo proprio cercando. Ma mi hai fatto malissimo! Anche io ho una cosa per te! Per me? Sì! Pronta? Sì! Ma c'è Pinocchio! Guarda quanta gente! Venite, venite! Venite a giocare! Questo chiasso qua, cos'è tutto questo baccano Pinocchio? Io non ti conosco! E perché non ve ne andate a giocare davanti alla porta di casa vostra invece? Così! Allora sai adesso invece cosa ti faccio? Prendo e ti ci butto nel fuoco! Così mi cucino un bello spezzati la fabata vi faccio, Pinocchio! Piangi che si è commosso! Guarda, sta starnutendo!
brucia appunto. Adesso va bene, dai, non lo brucio più, dai, grazie. Non mi brucio più. Ci brucia tutti! Torniamo a posto! Cedetevi che se no butto un po' di benzina per Va bene, lo risparmio. Non lo brucio più. Ma adesso io come faccio a mangiare? C'ho una fame. Pirichetto, mettiti tu nel fuoco che bruciate. Dai. Pinocchio, sei proprio un bravo ragazzo! Sì! Va bene, dai. Anzi, vieni qua, vieni! Ho visto tuo padre stamattina, senza giacca, c'aveva un freddo! Ah, so che è povero! Non l'ha potuto dimostrare, quindi niente reddito di cittadinanza! Maledetta Equitalia! Un macello, Ascoltami, prendi queste monete, scendi giù da Bagella che ti apprezzi bene e mi compri la giacca! Monete, già basta! Che vuol dire che io oggi mi ordino la pizza, dai! E tu muri alla pizza, la pizza, la parola in bocca, e tu muri alla pizza, la pizza, la parola in bocca, la pizza niente più. Io la pagella, dai! Un po' tirco mangiare. Sorella, il sindaco l'assessore. Ascolta, una domanda. Conosci un po' di gente, ma di Villa sei? Eglia, di Usini. Ascolta, ma la sai che ho visto proprio tu l'altro giorno in giro? Era in camicia, si stava tremando dal freddo, poverino. Pinocchio! Tu vuoi di 5 miserabili zucchini farne 1000, 2000, 3000, 4000, 5000! Come faccio a far diventare il Sicilia? È facile! Vieni con noi al paese dei Barbagianni! Oh, ma io ormai sono vicino a casa, c'è Babbo che mi aspetta! Tanto peggio per te, Allora Pinocchio! arrangiati! Ascolta, vabbè, facciamo così! Tu vieni con noi al paese dei Barbagianni, in piazza Campo dei Miracoli, a Santa Maria di Pisa, poi vieni lì, prendi la marra, su marrone! Eglia, fai un buco in terra, ci metti gli zucchini, e poi ci metti sale, olio, prezzemolo, aceto, olio, incenso e mirra, e poi la sai cosa fai? Bel minestrone! Ma quale minestrone, tu sei tutto scemo in testa sei! Devi tappare il buco, così a domani è cresciuto l'albero! Vabbè, però gigantesco! E ricorda Pinocchio! 1000, 2000, 45! Ascolta, a me questa cosa mi sa un po' di truffa, però siete un bel coghi e ci vengo con voi, eh? Io abbiamo bello bene! Hai visto Pinocchio, l'omeopatia? E non rimane più Fatti venire, già ci rimarrei, perché che si bene, però c'è il mio babbo che mi aspetta, non vedo l'ora di dare un bacio a quel chitto gabbi finito! Pinocchio, hai ragione. Certo, prendi la strada del bosco. Va bene! Ma mi raccomando, Pinocchio. Non riesco, Pinocchio. Ciao Fatti! C'è la buscina del mondo! Me la so fregata! Per un po' cosa c'è! Ma cosa ci fai in giro alle 2 di notte? Se fai così rischi le cose! C'è Babbo che mi preparò la peperonata! Ma che sfigata!
sì, oh! Sei tu, Rubiato! Oh babbo! Ma non mi riconosci? Ciao, Pinocchio! Ma tu sei? Ma dove ci proviamo? Proviamo a salvarci! Non moriremo mai, Deo Cristiani! Forza, oh, Iba, avevi ragione, adesso ci cambiamo. Già te l'ho detto, stai là, non ci proviamo!